portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque apriamo con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Subito un incidente stradale accaduto a San Giorgio di Nogaro in via Palladio, scontro tra due vetture. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto gli equipaggi dell'automedica proveniente dalla Tisana, un'ambulanza proveniente sempre dalla Tisana e un'altra da San Giorgio. Coinvolti un minore di 13 anni e una persona adulta, poi trasportati in codice giallo precauzionalmente per dinamica al nosocomio di Palmanova. Sono in corso, non sono per fortuna in pericolo di vita. Causa il vaglio delle forze dell'ordine, sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale. Parliamo di un infortunio invece sul lavoro a Fontana Fredda. Un uomo è rimasto vittima per un infortunio in zona industriale all'interno di un'azienda, riportato lo schiacciamento di un dito di una mano. È stato assistito dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e subito dopo trasferito sempre in ambulanza, ma in codice verde, al nosocomio di Pordenone, dove si trova ricoverato, per fortuna fuori pericolo di vita. Indaga chiaramente anche le forze dell'ordine e l'ispettorato del lavoro sul posto per la questione legata alla dinamica dell'infortunio. Ed ora cambiamo argomento, ci trasferiamo a Grado per vedere un po' lo stato dei lavori per quanto riguarda le terme con la dichiarazione dell'assessore Bini. Oggi ho voluto, assieme al sindaco, assieme al direttore generale di Promoturismo, assieme al presidente della GIT, insomma, rendermi conto dello stato d'avanzamento dei lavori per quanto riguarda il primo lotto. Siamo partiti, i lavori stanno andando avanti bene, stiamo lavorando, insomma, è stata firmata da poco l'intesa tra Regione, Comune, Promoturismo, al fine di poter garantire anche la partenza del secondo lotto funzionale, quello più corposo, quello più impegnativo. Insomma, stiamo correndo al fine di garantire a Grado, ma non solo a Grado, mi permetto di dire l'intero Friuli Venezia Giulia, un'eccellenza, un polo termale davvero importante, moderno, in grado di attrarre sempre più turisti in questa meravigliosa città. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.